La pistola? Dovrebbero portarla tutti i politici, si risparmierebbe la spesa delle scorte. Sembra uno scherzo, ma è proprio serio Remo Sernagiotto, che dopo essere stato scoperto con la pistola alla cintola in Consiglio regionale, propone addirittura una legge sulla difesa personale dei politici, fiero della sua P38 d'epoca, comprata negli anni '80, anni di piombo, quando l'oggi assessore al sociale della Regione Veneto era imprenditore. Ed ecco la sua proposta. Farò una proposta di legge nazionale a tutti i deputati, senatori e i consiglieri la pistola. Risparmieremo 15 miliardi di guardie del corpo, auto blu, autisti. Potrebbe essere una bella idea sulla spending review. Sapete, le idee vengono così. La capacità di risparmiare 15-16 miliardi all'anno, potremmo non far pagare totalmente l'IMU sulla prima casa a quei poveri cittadini, una parte che sono andati all'estero a lavorare in miniera, qualcuno c'è rimasto anche a Marcinelle per farsi una casa e 40 anni dopo questo governo incapace gli fa pagare l'IMU.